Amici bellini, non è un buon martedì, direi che non lo è, perché io volevo fare il video ieri sera per postarvelo stamattina, ma non ci siamo riusciti, mi sono appena svegliato, sto ancora tutto così, ma mi arrivano notizie devastanti di ancora infortuni, eccetera, eccetera, e dobbiamo assolutamente affrontarli in vista di questa partita di Europa League, che non vorrei snobbare, ma diventerà affrontiamola bene, però andando nello specifico cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora ragazzi, nel ricordarvi che le firme stanno aumentando, la petizione lettera aperta per far tornare De Nicola è quanto mai importante, quindi vi invito veramente a condividerla con tutti i vostri amici e gli addetti ai lavori e chiunque conoscete nel Napoli, perché qualcuno la sta ricevendo, ma diventa troppo importante, ma per un motivo più profondo. Non è De Nicola risolve tutto, no, non è così, è una questione di sinergie tra gli staff e voglio farmi aiutare anche da un interessantissimo intervento di un telespettatore nella trasmissione di Paolo Del Genio. Ve lo faccio sentire subito in questa situazione qua, perché praticamente noi ci troviamo di fronte a dei problemi molto seri. Se tutto questo, io non sono un preparatore atletico, non me ne intendo, però ascoltiamo un attimo, ascoltiamo un secondo. La prima cosa importante è il riscaldamento del Napoli. Il riscaldamento del Napoli è uno dei pochi che ho visto proprio completamente sbagliato. Loro addirittura dopo una fase che toccano anche il pallone fanno un lavoro con gli elastici. L'elastico è un lavoro di tipo concentrico, un lavoro di forza concentrico, che è l'inverso di quello che deve fare il calciatore, perché è eccentrico quello che fa il calciatore. Che cosa comporta in termini di prestazione della squadra, secondo te? È una cosa di una gravità estrema, perché voi state facendo un lavoro di potenziamento, l'elastico è un lavoro di potenziamento, e nell'effettuare questi esercizi soprattutto lo pagano in termini di mobilità articolare, di mobilità soprattutto della caviglia. Ecco perché tanti infortuni. Ma quelli lì invece di natura traumatica, tipo Mertens e tipo Manolas, pure li metti, pure secondo te possono... Assolutamente sì, quello lì che è stato un infortunio grave, ma dovuto al trauma dell'approccio, perché a Lozano lo stanno facendo male. Ecco, questa è un'altra differenza, quello lì che meno ne ha risentito di meno di questo tipo di riscaldamento è proprio Lozano, che è uno che è piccolino, è brevilino, è bassino, è scattante, ha forza esplosiva, e un altro che ne risentiva poco era anche Mertens. Osimhen, quando stava in Francia, si vedeva nettamente, Osimhen c'ha un grosso problema di postura. Osimhen probabilmente al 70-80% c'ha proprio il piede piatto, ma c'ha l'arto inferiore destro, completamente ruotato all'esterno, il piede completamente ruotato all'esterno. Che cosa gli comporta? Che deve rimanere, per rimanere in equilibrio, quindi la postura è fondamentale, ecco gli incidenti. Per rimanere in equilibrio deve stare sulle punte, sugli avampiedi in modo rigido, per cui per spostarsi deve saltellare, quindi perde tempo. La fase esplosiva non ce l'ha, perché i piedi praticamente sono ruotati all'esterno, sia a sinistro che a destra, ma il destro è proprio... Fermo tutto, perché è importantissimo, perché dobbiamo avere noi il dono della sintesi, perché è difficile fare tutte queste cose qua, ma è importantissimo. Allora, io l'avevo notato sto fatto di Osimhen che c'ha i piedi a 10,10, e avevo un amico, io mi allenavo, dovete sapere, mi allenavo allo Stadio San Paolo e facevo atletica leggera, ok? Salto in lungo, salto in alto, corsa, 100 metri, 400 metri. Mi allenavo, avevo un amico, l'ottimo Davide Adamo, me lo ricordo benissimo, andavamo a scuola insieme, era il più veloce di noi, ha fatto delle gare, ha vinto anche delle gare regionali, era il più veloce nei 100 metri, anche nei 400, era velocissimo, ma lui aveva questo difetto naturale di avere i piedi più larghi, cioè non correva con i piedi uniti così paralleli, ma li aveva un pochino a 10,10. Sto vedendo la stessa cosa in Osimhen. Ora, questa è una cosa che magari tu con lo studio, con la tecnica, con le cose puoi aggiustare,
ok, ma qualcuno glielo deve dire. Dicevano al mio amico Davide: se tu non corressi così, ma corressi così, saresti più veloce ancora di quello che già sei di tuo, di naturale, perché aveva una gamba straordinaria. Davide a pallone non era bravo, ma se gliela davi in profondità arrivava prima lui. Me le ricordo certe cose. Quindi aggiungiamo a questo il fatto che Osimhen è uno dei più veloci in Serie A, ma potrebbe essere doppiamente più veloce se corresse bene. Ora io non ricordo se correva meglio prima dell'infortunio, ma tutto questo ci riporta a una condizione importante dove se il preparatore atletico, se lo staff, perché ricordiamoci che viene cacciato De Nicola ma resta parte del suo staff, dopodiché dobbiamo aggiungere lo staff di Gattuso. Secondo me c'è un problema di sinergie, perché se tu hai tutto lo staff di Gattuso o tutto lo staff di De Nicola a fare delle cose, ok, si lavora in un certo modo. Se i due staff non sono compatibili, alcuni fanno una cosa, alcuni chiedono altre, andiamo completamente nel pallone, ed ecco perché poi nella petizione noi chiediamo una figura dirigenziale e tutto, ma la presenza di De Nicola aiutava a coordinare tutto e a prevenire certe cose. Quindi non è peregrina la richiesta, assolutamente. Quindi ci troviamo in condizione che durante i riscaldamenti noi siamo più propensi agli infortuni perché facciamo sempre probabilmente un riscaldamento sbagliato rispetto a tutte le squadre di Serie A. Gravissimo. Tutti questi infortuni in serie, è chiaro, si gioca ogni 3 giorni, tutte le altre squadre stanno giocando ogni 3 giorni, ci troviamo di fronte a un'emergenza totale dove adesso andiamo a vedere anche quali sono probabilmente le formazioni che dovranno andare, perché l'Europa League, ma poi c'è anche il campionato subito dopo, quindi è un macello assoluto, e dobbiamo subito intervenire e cambiare, perché la stagione è andata come è andata, ma siamo ancora in corsa per fare delle cose buone. Quindi spero che qualcuno stia ascoltando, non me, ma in generale. Spero che il problema sia sul piatto dell'ordine del giorno del Napoli, e questa è la mia paura. Comunque sia, nel ringraziare tutti voi, io devo anche ringraziare, e lo faccio subito, gli amici Giuliano Iannone da Londra ci stanno aiutando con ulteriori dati, con il machine learning. Praticamente loro collezionano i dati di tutte le partite dall'inizio del campionato, e poi la macchina, questo è un sistema innovativo di raccogliere i dati e poi analizzarli, li analizza la macchina, e così crei un trend e capisci anche l'involuzione, capisci il Napoli cosa sta facendo meglio, cosa fa in alcune partite, cosa non fa in altre partite. Quindi mi stanno mandando delle schede, ci stiamo organizzando per poter fare un'analisi più approfondita. Ho adesso per esempio le schede di Napoli-Juventus, ho le schede un pochino comparate con la stessa partita però fatta in Supercoppa, e vediamo delle cose diverse, e mi mandano, oltre a queste schede ovviamente, mi mandano anche dei piccoli video. Per esempio, faccio un esempio qui, vedete questo triangolo? C'era un potenziale triangolo dove Lozano poteva servire Insigne, e invece è tornato indietro da Mario Rui, e Insigne avrebbe avuto una possibilità di tiro. Un altro esempio, per esempio, il pressing che il Napoli non fa bene. Vediamo un pochino. Qui c'è questa rincorsa, per esempio, di Di Lorenzo, non riesce a intervenire, e c'è il buco al centro dove doveva probabilmente inseguire Zielinski, lì si arriva al buco al centro. Si spiegano di più certe sofferenze che magari il Napoli potrebbe evitare facendo un pressing più importante. In questo caso noi non vogliamo ovviamente dare delle soluzioni e niente, però magari ci possiamo spiegare il perché il Napoli è stato più corto, più attento nella partita di campionato rispetto a quello della Supercoppa. E il pressing è proprio uno di quei punti chiave, perché il pressing ti evita che la squadra avversaria scenda bene e mantenga sempre il possesso della palla pulito. In questo caso io credo anche che sia stata una scelta, visto il momento che ha il Napoli anche a livello fisico. Per fare il pressing lo devi fare con tutti gli uomini, altrimenti fai la fine di Napoli del Verona, perché praticamente il pressing tutto sbagliato porta il Verona a fare triangoli e ad andare in porta. Questa è una di quelle altre situazioni dove praticamente se tu non fai il pressing bene, guarda là, la palla arriva a Morata. Quindi praticamente in questo caso il pressing non è stato fatto probabilmente per scelta, per essere più compatti poi indietro, però alcune azioni le abbiamo subite, quindi questa è un'altra cosa su cui si deve lavorare. Io vorrei vedere questo lavoro però con tutti gli effettivi al 100% della forma, con tutti i titolari, insomma sono discorsi che dobbiamo analizzare tutti, ma non è facile. Andiamo velocemente anche alla situazione della probabile
probabile formazione, perché qua ragazzi aspettate, qua c'è il doppio, il controdoppio, eccetera eccetera, Lavagnetta. Io faccio un'ipotesi che magari è tutta sbagliata, però non lo so, devo fare le ipotesi che devo fare. Se Meret tutto a posto, ha recuperato quella cosa che erano solo crampi, vedremo Meret in porta, ma io addirittura ho ipotizzato Costanzo come terzino destro, perché guagliù, se ne fa un'altra di Lorenzo poi dopo in campionato, ma che gamma fa? E visto che mi dicono che anche il Granada ha delle defezioni, e affronteremo nel video di domani, io chiamerò i miei esperti di calcio spagnolo per capire questo Granada in che periodo sta. Io credo che almeno uno faccia il suo esordio qui, qualcuno della primavera che ci porteremo, perché ci troviamo di fronte a una situazione di estrema emergenza. Vogliamo confermare Rachmani e Maksimovic? Credo di sì, anche perché stanno in fiducia. Mario Rui, c'è uno Zedadka che potrebbe giocare in quella zona, e addirittura mi sono trovato a considerare un Bakayoko Bobotta titolari in questo 4-2-3-1, anche perché se Bakayoko può giocare solo qua, per me Bobotta può giocare mezzala, però Gattuso ha detto di no e ha cambiato idea, quindi in questo caso, se è così, se questi sono gli 11, io penso che si punterà sul 4-2-3-1 con addirittura Elmas per far riposare un attimo Insigne, che comunque sta giocando sul dolore, Zielinski ok, e il ritorno di Fabiano questa volta un po' più avanti, un po' in zona Politano, e addirittura io direi Politano falso 9, che non mi piace, non mi entusiasma, ma Petagna pure l'abbiamo perso, Lozano è più grave di quello che ci potevamo aspettare, quel sacrificio straordinario, ci hanno pigliato 3 punti che Juventus, ma hanno perso Lozano per 3 mesi, è una cosa che mamma mia, non riesco più a farcela, e quindi addirittura Politano falso 9 qui, anche perché Osimhen sta in recupero ma non sta ancora bene, allora se non lo fai adesso non lo puoi fare, cioè ti ritrovi poi con l'Atalanta con tantissimi problemi, e sappiamo che il campionato, lo hanno detto, è la priorità assoluta. Quindi ci troveremo probabilmente in questa situazione qua, che in fase difensiva è presto detto, ed è una fase difensiva anche logica e anche mobile, nel senso che sia Zielinski e Politano possono inseguire i difensori. Dobbiamo capire a questo punto la questione del pressing: inseguire, disturbare, o fare un pressing alto convinto dove tutti prendono a uomo i difensori avversari e quindi saliamo tutti e stiamo un pochino più corti. Questo è quello che poi dobbiamo vedere, che cosa succederà, ma intanto questa potrebbe essere la situazione in fase difensiva con il Granada, che mi dicono sia abbastanza verticale, quindi dobbiamo stare attenti anche alle imbucate centrali. Bakayoko Bobotta, vediamo un pochino, magari Fabian in questa zona può arrivare al tiro ed è interessante, stesso dicasi di Elmas in direzione, insomma in posizione di Insigne, Zielinski a fare da raccordo, Politano dovrà fare il falso 9, si dovrà muovere, dovrà portarsi appresso magari qualche difensore per aprire gli spazi per gli inserimenti, può essere una cosa interessante. Qui Politano che ha anche fatto la mezzala, quindi potrebbe essere anche questa una soluzione, che fu interessante Politano e Lozano in questa zona, però poi ti trovi senza punte, devi vedere se Petagna è perso, quindi sta tutto ad Osimhen, non ha nemmeno, ragazzi, io aiuto, cioè il mio finale di questo video è assolutamente aiuto, perché ci troviamo di fronte a un'emergenza totale, gli infortuni possono essere sfortuna ma può essere anche causa della preparazione, vediamo un pochino quello che succederà, viaggiamo a vista e fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video, firmate la petizione, avete un sacco di cose da fare, firmate la petizione, iscrivetevi al canale Telegram, perché poi quando io vi farò la giveaway e vi darò in regalo un'altra maglietta, e voi dovete essere già iscritti al canale Telegram, quindi fatelo prima. Potevate prendere il mi sopra il rigo, lo prendevate sotto, guadagnavate tempo, no? Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.